Nei 60 anni dalla tragedia del Vajont arriva un altro significativo riconoscimento. L'Italia ha infatti da oggi due nuove importanti iscrizioni nel registro internazionale del programma UNESCO Memory of the World e una è per l'archivio processuale del disastro della diga del Vajont. È un riconoscimento importante dell'UNESCO, di un programma dell'UNESCO che si chiama Memorie del Mondo. Inserisce dentro un registro, un elenco, documenti, archivi e patrimoni documentali che l'UNESCO riconosce essere testimonianza di una memoria eccezionale e del mondo. Questo riconoscimento comunque non rappresenta certamente, rappresenta un punto di arrivo sotto l'aspetto formale, ma rappresenta un punto di partenza per quello che riguarda le attività della Fondazione. Giunge in un anno particolare, che è quello delle celebrazioni del 60° e quindi ci dà anche maggiore forza e visibilità, ma ci permette anche nell'ambito della Fondazione di ragionare su dei progetti a livello internazionale per quanto riguarda il portare avanti gli aspetti statutari della Fondazione, che sono quelli relativi alla memoria e quelli relativi allo studio, all'aspetto e valorizzazione del territorio montano. I documenti dell'archivio processuale del disastro della diga del Vajont ricostruiscono il processo istruito successivamente alla tragedia del 9 ottobre 1963 e nel febbraio del 2008 le Nazioni Unite hanno descritto la tragedia del Vajont come il primo di 10 eventi disastrosi causati dalla scarsa comprensione delle scienze della Terra e dal fallimento di ingegneri e geologi. Penso che sia un'altra delle pietre miliari che lasciamo, diciamo così, e che restano come una grande responsabilità in più per tutte le comunità del Vajont e soprattutto per le istituzioni che avranno un po' il dovere di perorare la memoria anche attraverso questo importantissimo riconoscimento.